Fabio Coco, capitano della Nuorese, un Eurogol che ha aperto le marcature indirizzando la partita nel verso giusto. Beh sì, diciamo che è andata bene, come è andata bene tutta la partita abbiamo dimostrato anche oggi di avere grande personalità, grande carattere, anche oggi è stata la dimostrazione anche di chi non gioca che può essere molto utile, come stava capitando a Falchi che era da un po' che non giocava, oggi ha fatto una grande partita. Sono molto contento della prestazione mia personale ma soprattutto di quella della squadra. Mancano 4 partite, 3 per voi, visto che avete giocato nell'anticipo, 5 punti di vantaggio, insomma, non è fatta, bisogna tenere alta la tensione, però il destino della Nuorese è nelle vostre mani. Beh sì, ma questo lo diciamo già da un po' di tempo, sappiamo già da un po' che tutto dipende dalle nostre prestazioni, dai nostri risultati. Rimane un po' di rammarico per dei punti che abbiamo perso come quelli di domenica scorsa a Uras col Salluri, però credo che anche la fortuna sia dalla nostra parte, penso che questo sia un fattore molto importante. Oltre che a un grande merito di questo grande gruppo che è dal 18 agosto che cerca di vincere questo campionato. Domenica a Cagliari è un'altra gara, insomma, da vincere. Sì, sicuramente andiamo lì per portare via 3 punti. Sappiamo che hanno una situazione un po' particolare, però questo non deve distrarci, cercare di farci prendere i 3 punti.